abbiamo il dovere di garantire a migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di italiani di esercitare l'attività venatoria. Certo, il bracconiere non è il nostro amico, ma il cacciatore, ligio al proprio dovere, che ha un'etica da rispettare, diventa un presidio sul territorio. Il miglior tutore del territorio è proprio il cacciatore, colui che tende a mantenere l'equilibrio fra la fauna e la flora. La presenza oggi del Ministro ci riempie di orgoglio perché riesce a portare Longarone Fiere Dolomiti ad una nuova centralità, diventa punto di riferimento della montagna, non solo quella veneta ma di tutto l'arco alpino e delle Dolomiti tutte. È una cosa che ci inorgoglisce ed è un messaggio anche molto corretto in cui la caccia, la pesca e più in generale le nostre bellezze assumono valorizzazione attraverso le persone che stanno popolando questi padiglioni, fra l'altro sono moltissime. È una grande soddisfazione perché riusciamo a raccogliere da tutti i paesi esteri confinanti a noi degli appassionati che vengono qui a trovare tutta una serie di cose molto interessanti. Abbiamo in esclusiva il concorso nazionale di tassidermia, che è uno spettacolo straordinario. Ma è un evento che abbiamo ideato alcuni anni fa e che negli anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento. Alcune altre manifestazioni fieristiche non sono riuscite ad andare avanti con rapidità, invece noi ce l'abbiamo fatta grazie alla passione di questo mondo, quello venatorio e di pescatori, che per la provincia di Belluno è sicuramente un patrimonio straordinario che noi abbiamo il dovere e la responsabilità anche di valorizzare. Non è l'agricoltura la grande inquinatrice, su questo stiamo lavorando forte anche con il Ministro Lollobrigida, e non sono cacciatori e pescatori deturpatori dell'ambiente. Anzi, se oggi sindaci come me, che faccio il sindaco da 14 anni, hanno avuto un aiuto sotto il profilo ambientale, lo hanno avuto dagli agricoltori da una parte e da cacciatori e pescatori dall'altra. È innegabile e inequivocabile. Subiscono una vulgata pessima, tra l'altro di persone che rappresentano lo 0, di questa popolazione, e naturalmente si sentono anche loro frustrati mentre hanno dei concetti e dei comportamenti che sono eticamente veramente validi. Si tratta di un patrimonio di straordinaria importanza per la conservazione e la gestione della nostra montagna. Una montagna senza malghe sarebbe una montagna abbandonata e quindi non un ambiente naturale ed in equilibrio, bensì un ambiente che troverebbe l'abbandono e il degrado. Dobbiamo quindi sostenere e tutelare chi ancora tenacemente svolge attività nelle nostre malghe. Noi come Regione del Veneto lo facciamo attraverso tutta una serie di misure che vanno a tutelare e anche a risarcire gli eventuali danni da fauna selvatica che i proprietari di malghe subiscono. Solo nell'anno 2021, anzi 2022, abbiamo erogato oltre 320.000 euro di risarcimenti per danni da fauna selvatica in Veneto, gran parte di questi appunto nelle nostre aree montane e pedemontane, e attraverso anche progetti specifici come il progetto Malghe, che vedono la compartecipazione della Regione ad una tutela delle malghe e delle proprie attività con delle attività di controllo, di recinzione, di implementazione di tutte quelle strutture che servono a tutelare il lavoro di chi opera in questi contesti molto delicati. Il nostro obiettivo sostanziale è quello di permettere di guardare con fiducia al futuro a tutti coloro, quegli operatori che direi sono quasi eroici oggi e continuano a permettere alla nostra montagna di essere una montagna vissuta realmente e quindi con una capacità anche di offrire molto da un punto di vista turistico e di sviluppo economico. Assolutamente, il mondo venatorio, il mondo della pesca, oltre alla passione esercitata sul posto, ha anche bisogno di momenti di confronto, di formazione, che sono utilissimi, e la Fiera di Longarone lo fa in maniera assolutamente egregia, con una serie di appuntamenti in queste giornate che sono utilissimi a tutti gli appassionati. Appunto non è solo fiera, non è solo dimostrazione e parte diciamo commerciale, è anche il momento in cui i cacciatori e i pescatori possono confrontarsi, possono ragionare, possono interloquire anche con la Regione e con le province, ed è quanto mai
diciamo necessario per una corretta gestione, ripeto, della caccia e della pesca.